La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito al cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo di iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutto il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole acute: il frutto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa da troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con i pennacchi. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siano colmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco porta l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva Dio Bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Una freccia dall'arco scocca e vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un sereno nel sua emozione, il vero effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.